Hanno detto da domani ci sono i saldi. E lei ha già in mente di comprare qualcosa da domani? Beh, ho già comprato oggi, vediamo se avanza qualche lira. Che cosa ha comprato oggi? Un paio di pantaloni e un impermeabile. Neanche un piccolo sconto. No, da domani. Qualcuno ha già fatto, non solo a prezzo pieno, ma come si vede dai cartelli ben coperti con pallini rossi che nascondono probabilmente la percentuale di sconto e grandi punti di domanda, sarà sabato 4 gennaio, primo giorno del lungo fine settimana della Befana, a dare il via ai saldi invernali 2020. 140 euro a testa il budget per persona, secondo gli studi delle associazioni di settore, tutti o quasi spesi nell'abbigliamento. Sì, sicuramente. Hai già in mente qualcosa? Pensavamo a delle maglie, adesso stiamo andando qua su, ci sono dei negozi che ci interessano. Pensavo di prendere dei capi importanti, quelli che vale la pena avere nell'armadio, tipo cappotto, piumino, quei capi che sono costosi e quindi vale la pena prendere scontati. Sì, penso la settimana prossima. Quindi non andrà domani primo giorno. No, troppo affollamento. Che cosa hai in mente di acquistare? E un capospalla. Prenderò qualcosa per i miei figli, le cose, capispalla, giacconi, queste cose qua che di solito sono più convenienti con i saldi. Ecco, lei ha già individuato il negozio? No, Ha già un budget però in mente? direi, ma con tutti e due i ragazzi sui 300 euro. Non ho in mente niente, però sicuramente farò un giro per i negozi e se vedo qualcosa che vale la pena e che mi piace, allora ne approfitto. Alcuni commercianti i prezzi li hanno già abbassati per i clienti affezionati. Ecco la conferma. Da domani si parte o è già iniziato qualcosina? Ho fatto oggi, siccome domani ho inviti a casa, faccio oggi. E hanno già tutti gli sconti i negozi? Sì, sì. E poi c'è chi i saldi non li aspetta e se compra sceglie internet. Non farò nessun acquisto, non mi sono nemmeno informato sui saldi. Assolutamente no. Lei non compra mai con i saldi? No, solitamente compro in internet se vedo qualcosa. Non faccio durante i saldi. Sempre quando vedo una cosa acquisto, proprio saldi non li ho mai guardati.